proposito, come rendimenti come siamo, direttore? Ci aggiorna rispetto al mese scorso? Ci sono sempre incertezze qua, la guerra, l'inflazione, la Sì, deflazione, ci dica come sta andando? allora, velocissimamente, Sì, perché non abbiamo ancora naturalmente i valori quota di fine marzo, ma dopo una forte caduta che ha trovato il suo apice negativo fra il 9 e il 15 di marzo, poi i mercati sono risaliti e insomma, toccando tanto ferro o legno a seconda delle tradizioni, insomma, pare che qualche spiraglio positivo si cominci a intravedere. Speriamo bene, non voglio fare naturalmente previsioni. mm, Ecco, l'elemento invece che rimarrà incisivo per le prossime settimane, i prossimi mesi, è il rialzo dei tassi che si riverbera nel breve periodo sul valore dei titoli obbligazionari, ma in prospettiva ci dà la possibilità di guardare, ecco, ai comparti obbligazionari con maggior appetito, perché se fino a 3-4 anni fa avevamo a che fare con delle comparti obbligazionari che in prospettiva non rendevano niente, adesso chi comincia a investire da quel lato un pizzico di aspettativa in termini di rendimento la trova preziosa naturalmente per controbattere l'inflazione anche.